Salve a tutti, ci ritroviamo qua dopo qualche giorno dal primo incontro che abbiamo fatto. Abbiamo detto loro, hanno domandato, vorremmo fare qualcosa di storico su Venezia Roberto, chi era il personaggio migliore che poteva raccontarci tutto di questo, e questo signore qua. Sì, grazie. Tanti di voi conoscono, e quindi siamo felici di ritrovarci, perché ormai sono 20 anni che ci troviamo a fare serate, e sicuramente sono serate interessanti e positive. Positive devo dire che Roberto si sta impegnando dal punto di vista culturale. Per esempio stasera c'è un teatro al Cristallo, i ragazzi fanno teatro, quindi è bene anche questo, che ci sia vivacità dei tempi, che si mantenga viva la cultura. La cultura di Venezia, che purtroppo 4 paginette nei libri di storia, e addio Venezia. Invece noi vogliamo mantenere viva la tradizione, tanto più che da Roberto sono partiti quei primi nuclei di persone che poi hanno fondato Venezia, da Roberto, quindi importante è questo. Benissimo, niente, io ho finito, vi ringrazio, vedrete che la serata sarà interessante. Buonasera. Grazie, lascio la parola alla Stella Tenzian, che ha collaborato. Ecco, sì, sono Stella, Mirko, Gigi, e io ho scoperto in realtà, ma era già noto, il nostro Lazzaro Marini, e quando l'ho ascoltato è stato a fine dello scorso anno, è andato a fare una conferenza storica sempre sulla prima guerra mondiale, e sono rimasta veramente affascinata da tanto conoscere, da tanto è nel suo esporre gli argomenti anche di una certa rilevanza, anche in maniera semplice ma è anche spiritosa, quindi le sue conferenze non sono mai una cosa scontata. E poi veramente è una biblioteca vivente, Lazzaro, sì. Con noi la scorsa volta ha compiuto anche gli anni, quindi siamo contenti che lui abbia deciso di festeggiare con noi il suo compleanno la scorsa volta. Siamo tanto contenti di averlo, perché secondo me le nostre origini noi le dobbiamo conoscere, e con lui ci dà l'opportunità anche di esaltare la nostra cultura. Noi siamo di Oderzo adesso, ma una volta era l'antica Opitergium, e Lazzaro vi racconterà quanto era grande l'antica Opitergium, che ha dato proprio i natali a Venezia. Grazie, e vi anticipo già che queste cose non finiranno, per cui al rientro dall'estate abbiamo già in mente di fare altre cose sempre di questo carattere molto interessanti. Lazzaro è uno storico, come avete capito, è presidente della biblioteca di Motta di Livenza, lo storico della Serenissima Signoria dei Vini del Piave, ok? Quindi ascoltatelo e sarà sicuramente interessante. Buon ascolto, grazie. Bene, buonasera a tutti, piacere di rivederci, e continuiamo con la nostra chiacchierata sulla Venezia, l'Opitergium, madre di Venezia, si può definirla anche così, e con l'aiuto che adesso vedi la tecnica che ci dà, velocemente vi faccio ripassare quelle immagini che la volta scorsa abbiamo commentato, e poi ci saranno le altre con l'aggiunta del commento. Beh, qui avete proprio il momento di Oderzo con il leone di San Marco, che domina quella che è la piazza di Oderzo. Ecco, questa è la torre, la vedete, del famoso Torresì con il leone marciano, ed è sempre stato il luogo dove in parte il palazzo del Podestà, vedremo poi chi era questo signore veneziano, aveva residenza. Qui l'altra volta vi lessi questa pagina di questo grande scrittore del V-VI secolo d.C., Cassiodoro,
usando solo l'ultima parola, dove ci racconta le vicende di com'era questo nostro territorio, anche le lagune, noi le pensiamo spopolate, invece erano ricchissime di uomini, e gli obitergini, quando pressati dai barbari svitarono verso la zona costiera, trovarono lì degli altri obitergini che facevano attività peschereccia, e l'altra volta vi accennai che questo nostro territorio era famoso in tutta l'antichità per l'allevamento dei cavalli. A volte dico, guarda caso Venezia ha i 4 cavalli più fotografati del mondo, e il cavallo a Venezia ben poco ha corso, perché poi con la nascita di ponti eccetera è finito tutto, però i 4 cavalli più famosi di Venezia, ma prima i cavalli di bronzo che valsero a Venezia c'era un allevamento di cavalli che partiva da quello che era Jesolo e arrivava fino al litorale, tuttora noi lo chiamiamo litorale del Cavallino. Il nome vecchio di Jesolo era Equilia, Equus e cavallo. I cavalli più famosi dell'antichità che correvano alle Olimpiadi, anche di Atene e poi in particolare fino all'ippodromo di Costantinopoli, provenivano i più famosi dalla zona nostra. E i cavalieri che non li montavano, a quel tempo la sella non esisteva, perché la staffa, come vi accennai l'altra volta, è un'invenzione dell'VIII secolo IX d.C. Non sapevano gli uomini, tanto che quando vedete un film fatto dagli americani, fanno vedere un soldato romano a cavallo con le staffe, è un errore storico, è un anacronismo, è un fuoristoria. Correvano con le bighe e con le quadrighe. Normalmente i cavalli erano bardati e coperti di una stoffa azzurra, e il cavaliere, più che cavaliere, il conduttore, era coperto da un manto azzurro. Dire azzurro e dire veneto era la stessa cosa. In tutto il Mediterraneo eravamo riconosciuti come gli azzurri. Guarda caso questo colore qua, che poi ci ricompare attraverso la figura di Savoia, che avevano l'azzurro come colore, e poi all'atleta italiano che corre con la maglia nazionale lo chiamiamo tuttora azzurro, attraverso un colore che ci è stato già familiare da 3 o 4 mila anni. Ecco, qui Cassiodoro ci descrive dei nostri territori. Questa è la parte finale. Ecco, questo quadro che voi avete proprio qui di fronte è nelle sale consigliari, che raffigura il primo doge Paolo Lucio Anafesto, che viene acclamato e viene consacrato, siamo nel 697 d.C. Quindi il primo doge è un obitergino. È Venezia ha 120 dogi, 2 mitici, 118 reali. Il primo, Paolo Lucio Anafesto, secondo tradizione, veniva da Oderzo e fu consacrato in quel di Cittadova, chiamata anche Eraclea, in onore dell'imperatore Eraclio, imperatore di Costantinopoli, a cui venivano dedicati i nomi della città. Ecco, l'altra volta parlavo proprio di Paolo Lucio Anafesto come primo doge veneziano. Ecco, qui abbiamo l'immagine sua attraverso lo stemma e quindi lui fu dal 697 al 717 il primo doge di Venezia. Il numero 97 lo sentirete molte volte da me citare, perché è un numero che in Venezia si ripercuote nel tempo. 697 il primo doge, 1297 la famosa serrata del Maggior Consiglio, dove Venezia si autodefinisce depositaria in alcuni personaggi, quelli che diventano i nobili veneziani, attraverso la serrata del Maggior Consiglio. 1797 la fine della Repubblica Veneta. Guardate questo 97 come si riporta nel tempo. Ecco, qui vi presentai l'altra volta il corno dogale. Il corno è l'emblema del doge. Venezia non aveva nessuna corona, il doge veniva e copriva il capo attraverso questo cappello che ha tradizione bizantina ed era l'espressione del doge, tanto che ogni famiglia che aveva, ogni casata, meglio che famiglia, l'espressione di un doge, aveva l'onore di ornare
il proprio stemma con il corno dogale. Il corno dogale era l'emblema proprio della dualità. Ecco qui adesso siamo in cartine geografiche e cominciamo a parlare di questo. L'altra volta arrivammo in questa posizione, vedete al centro c'è la grossa, ci sono le podesterie attorno e quella dentro al centro è la podesteria di Treviso. Guardiamo le podesterie, anzi partiamo da quella di Treviso. Quando Venezia, quando conquistò lo Stato da terra, perché la prima entità territoriale di Venezia fu una fascia sottilissima di terra che partiva da Grado e arrivava fino a Cavazzare, e quello che fu chiamato il Dogado. Era una striscia di terra, mezza laguna e mezza terra, che si estendeva, come dico, da Grado fino a Cavazzare. Lì fu la prima entità territoriale di quello che fu poi lo Stato veneziano, lo Stato componente territoriale di Venezia. Poi si aggiunge lo Stato da mar e poi si aggiunge lo Stato da terra. La prima entità fu il Dogado. Il Dogado veneziano ebbe nel Doge la sua espressione. Il famoso Pauluccio Mafesto fu eletto capo di questa entità territoriale, che per tutti i secoli della sua esistenza, fino al 1797, non fu mai comandata da nessun altro se non da veneziani o da veneti. Quindi pensate cos'è stata la territorialità di questo settore. Questa fascia di terra entrava pochissimo in quella che era la terraferma, tanto che se voi siete a Torre di Mosto e da Torre di Mosto andate verso il ponte per andare a Jesolo, lì trovate una cittadina, un paese che si chiama Stafolo. Stafolo è una parola longobarda che vuol dire palo, vuol dire bastone. Quando noi andiamo a cavallo usiamo lo staffile per frussare il cavallo, ha la stessa origine di quella che è Stafolo. Stafolo vuol dire bastone, era il palo di confine tra quello che era il territorio veneto e il territorio longobardo, poi franco e via via le successioni attraverso la ripartizione. Quindi Venezia arrivava proprio a quel limite lì e, come dico, prolungava fino a Cavazzare. Poi quando Venezia si espanse nello Stato da Mare. Lo Stato da Mare è stata la seconda entità territoriale veneziana, territoriale acquatica, dove Venezia si estese. Accennai già l'altra volta la figura di alcuni dogi che estesero la potenza marittima veneziana, arrivando fino a quello che è l'attuale Grecia. Pensiamo a quella era l'Eptaneso, le 7 isole da Corfù fino poi tutta quella che sarà la Morea, quello che sarà il Mare Egeo, con la presenza a Creta, la Candia di veneziani, la presenza a Cipro, eccetera, eccetera. Quindi lo Stato da Mare aveva questa estensione. Venezia prima si estese per mare, poi attraverso un salto, una decisione, cominciò a conquistare quello che è lo Stato da terra. Quando conquistò lo Stato da terra, Venezia ebbe un conflitto tra il precedente doge che moriva e il successore suo che non voleva da questi che fosse eletto, perché portava i veneziani sicuramente a quella che era la fine del loro potere e della loro ricchezza. Uno era un Tommaso Mocenigo e l'altro è Francesco Foscari. Francesco Foscari è il doge che poi fa il salto della laguna e porta alla conquista di quello che sarà lo Stato da terra. Come montense ho l'orgoglio anche di essere invece di Motta, che ci fregiamo di un titolo di figlia primigenia e prediletta. Cos'è questi 2 attributi che vengono dati a Motta? Nel 1291 la signora Gaia da Camino ancora non era signora di Porto Buffolè, era con il padre che era signore di Treviso. I 2 cugini, che erano Tolberto e Biachino, erano invece signori da Serravalle fino a Torre di Mosto. Lo zio voleva metterci lo zampino sopra. Allora questi 2 signori andarono a Venezia e fecero un patto in una località del Lido, dove dicevano a Venezia: noi Venezia, montensi o meglio ancora caminesi, ti permettiamo di risalire la rivenza commerciale, se però tu ci verrai a difendere se il
Gerardo da Camino, il papà della Gaia, ci viene a mettere lo zampino sopra. E così nacque la primogenitura di Motta come dipendenza di Venezia. Quindi l'entrata prima, entroterra attraverso acqua, fu quella di Livenza attraverso Motta. Tanto che prima avevano tentato i veneziani di risalire l'Emene. Portuguaro allentava parecchio l'Emene, fiume navigabile anche quello. Però la vicinanza con Aquileia, con il patriarca, con tutto quello che implicava il potere patriarcale, gli fece fare questa scelta dove trovò questo conflitto di parentele tra Caminesi da una parte e Caminesi dall'altra, dove Venezia trovava il punto debole, si è inserita e gli ha fatto la prima entrata in quel territorio. Ecco questi primi accenni di Venezia a salire, che se noi pensiamo la curiosità del nostro territorio, abbiamo 3 cittadine che portano il nome di Porto e sono in terraferma. Che abbiamo una Porto Buffolè, una Porta Uruaro e una Pordenone che è Porto Maonis. Pordenone è il porto del fiume Noncello. La contrazione ha portato a Pordenone. Ecco, spiegarsi perché se siamo a porti è difficile dirlo entro la terraferma. Dobbiamo pensare alla presenza veneziana dove c'era la possibilità di approdo, anche in terraferma creava porti. Ritornando all'espansione di Venezia, ecco che Venezia poi cominciò a fare il salto. Il Doge Morente chiamò i suoi consiglieri e chi lo assisteva e gli disse: ditemi nell'orecchio chi volete fare Doge quando io morirò. E qualcuno disse Francesco Foscari. Francesco Foscari fece del nome, la Villa Foscari, dal Palazzo Foscari, è tutto quello che lo rivediamo. Ecco, il Doge Morente dice: se ve, Doge quello, se ve 10 camicie, me ne resta una, se ve 3 case, vi toccherà dormire fuori, se vedi i campi, non pensi più di averne, per quello che mangia tutto. Perché sapeva che la missione del Doge Foscari era quella di espandere e conquistare lo Stato della Terra. Vedremo poi cosa costò a Venezia l'espansione dello Stato della Terra. Ecco, attraverso Foscari si fa questo salto, fu il salto delle lagune e ci fu la conquista dello Stato della Terra. Quando Venezia finì lo Stato della Terra, attraverso guerre costosissime, si estendeva dall'Isonzo fino all'Adda. Ricordiamoci che Brescia, Bergamo e Crema facevano parte del territorio veneto, cioè era arrivata alle porte di Milano. Adesso è Lombardia, non è? Però pensate, a quel tempo erano arrivati alle porte di Milano. Quindi lo Stato della Terra veneziano, dopo l'espansione per mare che vedo stato prima, si estende in questo territorio e crea determinate, possiamo chiamarle province, ma non era il nome veneziano, erano territori, e questi territori venivano suddivisi in sottoterritori che si chiamavano podesterie. Il nostro trevigiano, o la nostra trevigiana, c'è la figura femminile, dal 1388 al 1797 era divisa in questa forma qui. C'era al centro, vedete, la grossa podesteria di Treviso, con Treviso al centro, divisa in 4 sottoterritori, le Zosagne, per esempio, usciti da Treviso nel territorio di Sabbiato di Callalta per arrivare fino a Ponte di Piave, senza attraversare il Piave, tutto il territorio fino a nord di Spresiano erano le Zosagne. La Zosagna del sopra e la Zosagna del sotto. Zosagne perché il Piave straripava e andava a Zoso, e andava sotto acqua. Da Zoso, veneziano, da sotto. E si chiamavano Zosagne. Poi c'erano, vedete, Treviso, la Mestrina di sopra e la Mestrina di sotto. Erano tagliate dalla strada principe di Treviso che andava a Venezia, che era il Terraglio. Noi fino all'altezza di Mogliano avevamo la Zosagna di sopra e la Zosagna di sotto. Poi c'erano da Campagna con Montebelluna e il quartiere del Piave, al di qua del Piave e al di là del Piave. Quindi Treviso aveva questi 4 sottoterritori
divisi a sua volta in 2 sottoterritori, in particolare 8 territori, dove Venezia, per coinvolgere anche i nobili trevigiani al governo, cercò di invogliarli a mettersi d'accordo per suddividere il potere in questi territori. Si è arrivati a 82 anni e non si è deciso come fare. A un certo Venezia si è stufata, ha detto e robe se tutte mie, resta come che sei. E lì si è rimasto il podestà di Treviso che governava tutto questo territorio. Podestà di Treviso che aveva anche il titolo di capitano, perché aveva la parte civile e anche la parte militare nel governare, nel arruolare diciamo, persone, e quello che era nel caso di guerra bisogno di quello che era il potere militare. Ecco, se noi adesso ritorniamo nella parte invece delle altre, Treviso, podesteria centrale, attorno era contornata da altre 9 podesterie. C'erano Mestre, la vedete, Noale, Castelfranco Veneto e Asolo sulla destra trevigiana. Questa era la divisione della Marca trevigiana, più o meno della provincia di Treviso, fino al 1797. Per circa 400 anni noi rimanemmo suddivisi in questi territori. Mestre e Noale facevano parte della Trevisana. Venezia non aveva il suo territorio, era capitale di un impero. Quando poi Venezia fu istituita come provincia, strapparono parte del territorio di Mestre e di Noale e lo accorparono a quello di Venezia, creando quella che è la provincia di Venezia. Per compensare Treviso della perdita, andarono di là della Livenza, ecco che Meduna, e il territorio che era Friuli, divenne territorio trevigiano, in questa compensazione dei territori. Vedete come si spiega il perché di determinate situazioni. Ecco, queste erano le 4 podesterie nella destra trevigiana. Nella sinistra Piave, che è il territorio che ci interessa, vi è una fantasia di amministrazione che solo i veneziani erano capaci di fare. C'erano 5 podesterie, Serravalle, che adesso è unita all'attuale Ceneda, forma Vittorio Veneto. Serravalle era sede di podesteria, infatti quando andate a Serravalle, che c'è la piazza, vedete il Palazzo del Podestà, attualmente sede di musei, eccetera, eccetera, la torre, gli stemmi di alcuni podestà, eccetera. Mentre poi c'era la podesteria di Conegliano e le 3 podesterie della Bassa che erano Oderzo, Motta e Porto Bufalino. Ecco, questo rimase fino al 1797. Nella sinistra Piave 5 podesterie, Serravalle, Conegliano, Oderzo, Motta e Porto Bufalino. Dentro questo territorio c'erano poi delle anomalie. Venezia, pur essendo repubblica, pur essendo anti-imperiale, nella sua fantasia di governo, permise che alcuni feudi, che sono tipica espressione imperiale, rimanessero anche nel territorio del Trevigiano. 2 storici, quello che è il feudo di Ceneda, che era feudo del vescovo conte. Il vescovo di Ceneda era vescovo conte, cioè aveva il diritto come sacerdote, ma aveva anche il potere di comandare, aveva un piccolo esercito, delle sue prigioni, la giustizia lo faceva il vescovo conte di Ceneda. L'ultimo che fu Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte che dà nome e cognome a quell'Emanuele Conegliano ebreo che diventa il grande librettista di Mozart, Lorenzo da Ponte. Qua ogni tanto mi faccio fare salti di storia. Ecco che la presenza proprio di questi personaggi, questo, e nel territorio la figura di questo diciamo, feudo, questo feudo ecclesiastico, rimase fino alla caduta della Repubblica Veneta. Come dico, ne rimase che comprendeva il territorio di Tarso fino al lago di Levine, compresa tutto quello che era Ceneda in questo piccolo territorio. Lì il vescovo aveva il diritto di comandare, di fare giustizia, di porre le tasse, tutto quello che avveniva. Addirittura con Venezia ci furono anche conflitti legali, amministrativi, perché a
A un certo momento un vescovo, pur Moncelino di cognome, veneziano puro, non voleva più dipendere da Venezia, ma dipendere direttamente da Roma, quasi a Paolo Salvi, grande storico veneziano che ci illustra di tutte queste vicende. Ecco, questo era il feudo storico. L'altro feudo storico era quello di Collalto. Quando Venezia venne, trovò questo feudo che era più antico di Venezia stessa. Non si inasprì con Collalto, cercò di tenerseli buoni e mantenne il feudo di Collalto. Quindi questi esistevano quando Venezia divenne signora di questo stato da terra. Poi, in quelle famose guerre con il doge Foscari, per conquistare tutto il grande territorio, Venezia si mangiò tutti i soldi. E per ripagare i comandanti, i capitani di vettura che venivano a combattere per Venezia, li pagò con dei feudi, con delle terre. E allora nel territorio nostro di Svizzera Piave ne istituì 3. Uno a San Polo di Piave, dove Cristoforo da Tolentino, una cittadina delle Marche, era venuto a combattere per Venezia e Venezia lo ripagò dandogli il feudo di San Polo con il territorio di San Giorgio e quello che divenne il feudo di San Polo. Alla 4ª generazione i da Tolentino non avevano figli maschi come discendenti, avevano 2 femmine, le femmine sposarono un Gabriele e un Pasqualigo. Ecco che a San Polo di Piave noi tuttora quando facciamo la chiesa e quel palazzo che vediamo qui a freschi c'è il palazzo Gabriele, sono i discendenti di questa antica famiglia subentrata al feudo in quel di Venezia. E questo è il primo feudo piccolo che abbiamo qui. Altro feudo che noi abbiamo nel territorio lo abbiamo qui dove c'è Cordignano, vedete che ha il colore diverso. Cordignano lì un Rangoni che veniva da Modena venne a combattere per Venezia e Venezia lo ripagò dandogli questo pezzo di terra feudo. La famiglia poi nel 1700 finì e il territorio fu accorpato alla podesteria di Conegliano. Il terzo feudo, sempre istituito a Venezia, che era il più grande, era quello di Valmarino o Valmarino. Lì 2 grandi combattenti, uno che si chiamava Erasmo d'Anarni, detto il Gattamelata, e l'altro era un Brandolini, combattevano per Venezia. E Venezia, per pagarli, diede loro quel feudo. Siamo 1400, in fine quasi di questo secolo. E poi il Gattamelata vendette al Brandolini tutta la parte del suo feudo, continuò a combattere, si fece ancora più ricco, tanto che quando noi andiamo a Padova, di fronte alla chiesa di Sant'Antonio, una delle statue equestre più belle del mondo, è quella che ci raffigura la grande Gattamelata, che è sepolto poi nella chiesa di Sant'Antonio. Su una delle cappelle sulla destra trovate la tomba anche di Erasmo d'Anarni e del figlio di Erasmo d'Anarni che muore anche quello per la Repubblica. Ecco, questa era la nostra divisione territoriale attraverso le podesterie. Il podestà chi era? Il podestà era un patrizio veneto che veniva nominato dal Maggior Consiglio ogni 16 mesi e veniva a governare il nostro territorio. 16-18 mesi. E Venezia, dovete pensare, quando andate a visitare il Palazzo Ducale, grandiosa la sala del Maggior Consiglio, splendida quella del Collegio, splendida del Senato, e poi trovate una sala che viene chiamata scrutinio. Ecco, scrutinio, lo portiamo anche noi, era la consulta perché era un votificio perenne per circa 280 giorni all'anno, dove Venezia rinnovava tutte le cariche. L'unica carica vita da Venezia era quella del Doge, tutte le altre cariche erano temporanee. Venezia aveva il terrore che la gente si innamorisse di Carigheta e solo il Doge veniva eletto all'età molto avanzata, quindi escluso il Foscari che a 49 anni diventa Doge, arrivavano dei 70-75 anni, piuttosto avanti di età, e questa gli veniva permessa la durata a vita. Le altre erano tutte elettive, alcune cariche duravano solo 8 giorni.
come dico, il podestà erano 16 mesi, capitano lo stesso, in determinati capoluoghi come a Treviso c'era il podestà e capitano, dove aveva questo titolo, dico, nell'avere l'amministrazione di quello che era il potere militare. Ecco, il podestà, una volta eletto, aveva il suo palazzo e rimaneva in carica per 18 mesi. Non poteva essere rieletto nella stessa podesteria, come in tutte le altre cariche nella stessa carica, se come minimo non erano passati un tempo pari alla carica che aveva coperto. Quindi spiegarci, se un podestà eletto terzo veniva per 18 mesi o 16 mesi, non poteva essere rieletto terzo se non passati come minimo 16-18 mesi. Come dico, il terrore dell'affezione, che poi diventava anche un sistema di corruzione eccetera, di Accarigueta, c'era qualcosa che i veneziani abolivano. Lo abolivano nelle 850-880 cariche che aveva la Repubblica Veneta, perché pensiamo che la nobiltà andava dalle 1800 alle 2400 persone, 850-880 erano coperti da persone che venivano elette in determinate cariche, una parte a Venezia nelle varie magistrature, ma come dico nel territorio con la presenza per esempio di questi podestà. Il podestà veniva accolto dal popolo. Qui abbiamo quella che è il territorio della Trevisana con le varie podesterie. Qui vedete quelle che sono il territorio della podesteria di Oderzo e quella di Motta. Qui sopra c'è Porto Buffolè. Ecco, qui sono le due podesterie che vedete nella loro estensione territoriale. Estensione territoriale che quella di Oderzo arrivava fino quasi alle porte di San Donato di Piave e quella di Motta comprendeva anche Ceggia, andando a sud. Dall'altra parte era quasi quella che è la strada napoleonica che faceva dal confine più alto. Come dico, escluse feudo piccolo di San Polo di Piave e altre variazioni territoriali. Ecco, odierna giurisdizione amministrativa delle ville della posteria di Oderzo. Qui avete, purtroppo la luce avete le ville, vedete, Albina, tutti i nomi, sono i comuni attuali. Vedete adesso c'è Fontanelle, Sargareda, questi facevo Oderzo, Chiarano, vedete, Rovetta di Piave, Ponte di Piave, facevano parte tutti della posteria di Oderzo. Questa era la divisione territoriale e queste erano 54 ville, o in dialetto si diceva anche con parlata veneziana, colmelli, erano la divisione, la sottodivisione della podesteria. Ogni colmello, dato che nella parlata veneta, quando uno viene dalla campagna a campagna e il dialetto è piuttosto grezzo, chi è cittadino dice viene dal colmello, per dire viene veramente da quello che c'era la sottodivisione territoriale minima della campagna piena. Ecco, ville e colmelli nel territorio della Trevisana, della Vitacina erano 54, in questa divisione che come dico dura dal 1388, 40-42, fino al 1797. Ogni villa eleggeva un suo rappresentante che si chiamava Meriga, che accoglieva le richieste, era il sindaco del piccolo comunità, accedeva le richieste e le riportava poi alla sede del podestà o dove c'era il potere che comandava. Il podestà veniva coadiuvato da un gruppo di cittadini vitergini, montensi, coneglianesi eccetera, dai prima 15, poi 25, poi 30, 35, che aiutavano nel governo della città. Questa è stata per 400 anni la nostra divisione. È incredibile, però ve la faccio notare cos'è, ed è lungo il tempo, la presenza di Venezia attraverso questa divisione territoriale. Ecco per esempio qui c'è, vedete, San Lorenzo è a Sargareda, San Michele, Grassaga, Piave, Negrigia, vedete, questi sono gli ultimi i comuni attuali, quelli che erano i territori della podesteria di Treviso. Qui abbiamo le 48 ville della podesteria della Motta. Vedete, parte attualmente fanno di San Donato di Piave, sono in quelli di San Donato di Piave, vedete,
Grassaga di Accesa, vedete? E poi Napoleone, quando venne, sciolse questa divisione territoriale e a ogni entità di 1000 abitanti la creò comune. I comuni nascono con la volontà napoleonica, entità anche di 1000 abitanti. Pensate che di Bano, di Godiva, di Sant'Urbano, che è frazione, è stato per il periodo comune. Corbolone, che è frazione di Sastiva, è stato per il periodo comune, durante il periodo napoleonico. Cioè la sfaldatura che ha fatto Napoleone attraverso questa finta democratizzazione di quello che c'era del territorio attraverso la spartizione del potere. Se pensiamo, sarebbe da ritornare quasi a podesterie, perché i costi per gestire un comune, adesso proprio che c'è le tecnologie che ne permette di fare tante cose, per esempio un'anagrafe attraverso un sistema informatico, se può gestire milioni di persone, cosa c'è che ne costa questa divisione voluta già ai tempi di Napoleone? Ecco per esempio San Giovanni, Sant'Andrea, Mota e Cesato. Ecco, altra curiosità, com'era il nostro territorio a quel tempo? Ecco, vi ho preso questo esempio di boschi. Siamo nel 1568, Venezia aveva la bella consuetudine di fare dei catasti o dei catastici, cioè faceva una censura delle proprietà terriere e anche quello che contenevano le proprietà, dalle abitazioni fino a quello che erano le piante o i terreni, come venivano coltivati e cosa venivano coltivati. Ecco, se volete dare questa, è un'occhiata interessante, siamo bruschi nel 1568, siamo con la presenza delle querce. Per esempio Albina, Venezia contava 2876 querce. Nella zona di Fossata Maggiore contava 1797 querce. Roncanelle, Sabionera, Sagareda, quello che è un territorio adesso di pieno vigneto, era tutto coperto di querce. Venezia questi le censiva perché il legno per Venezia era importante come lo era il petrolio ai giorni nostri per determinate esigenze. Pensate un arsenale di Venezia, poi aveva bisogno di legno, pensate come non poteva essere tagliata nessuna pianta di queste censite se non col permesso dei governatori dell'arsenale di Venezia. E qui vi dà l'esempio proprio di cos'è, vedete, la quantità di querce che coprivano questo nostro territorio. E Venezia lì censiva come censiva quello che era il patrimonio campestre. Catasto di Boschi a Motta, per esempio, aveva Baradei e Malentrata 994, ecco per esempio Chiarano, dopo sono rimasti dei lembi di bosco, Borgo del Monticano, Buia Grande, c'erano, vedete, 800, addirittura Navolè aveva 1767 querce. I lembi che ci sono rimasti di quei che le memorie, pensate cos'era il verde, cos'era l'aria del tempo, cos'era l'anidride carbonio che veniva sorbita e cos'era veramente a Sant'Anastasio, che faceva parte di Motta, c'erano 1800 e tante querce. Pensate su questa parte destra della Livezza cos'era l'estensione. Altra curiosità che riporto sempre, qui abbiamo, e ho fatto rilevare queste, l'abbazia di Musco di Ponte di Piave erano le estensioni territoriali, aveva 1017 campi trevigiani. Un campo trevigiano aveva 5.200 metri quadri di superficie, cioè mezzo ettaro abbondante. 1000 vuol dire che aveva 500 ettari di proprietà. L'abbazia di Musco di Ponte di Piave, che tuttora noi abbiamo facendo il territorio e passando una macchina, andando verso San Nicolò, del Ponte del Piave, eccetera, pensiamo cos'era l'estensione, era una delle vecchie e più antiche abbazie del nostro territorio, perché dobbiamo pensare che prima che Venezia venisse le bonifiche vennero fatte dai padri benedettini che vennero a bonificare la bassa nostra del territorio.
Se noi da Portogruaro arriviamo a Mogliano, noi contiamo 4 grandi abbazie. L'abbazia di Sumaga, adesso è rimasta la chiesa, ma era qualcosa di grande, l'abbazia del Musco del Conte del Piave, benedettina, sempre benedettini, andiamo a Monastier, è il nome stesso ne dice tutto, era quella, e Mogliano era la 4ª grande abbazia. Terra molle, Mogliano vuol dire Moe, e quindi c'era Boscaglia, Acquiterino, eccetera, e Venezia e già i benedettini a quel tempo qui crearono la bonifica di queste terre. Perché se noi non ce ne accorgiamo, a volte i ragazzi delle scuole lo richiamo, quando una volta andate a Treviso, quanti fiumi passate? È il Montegan e il Piave. Tutti si pensa a questi. Se gli altri pensieri da qua verso, appena sa Barbara Mandoini che c'è la fossa Peresina. Non parliamo del Bidoglio Grassaga, del Negrise che va per conto suo. Passate il territorio di Bocca Calalta che avevo lo 0. E dopo tutti i fiumi per arrivare a Treviso, Musestre, Vaglio e via di seguito, o Vallio, secondo la parlata perché è giusta, e lì tutte sorgive di questo nostro territorio. Quando i romani vennero qui, si accorsero di questo nostro patrimonio, tanto che la strada Costumia, antica romana, percorreva proprio qua all'altezza delle sorgive. E quindi quando loro vennero qui, fecero la prima analisi delle acque, si accorsero che il discostato, crearono quella famosa centuriazione, di cui accennai la volta scorsa, dove suddivisero il nostro territorio in grandi quadrate di 710 metri di largo per 710, 7 per 7, 49 pirotti, e facevano poi 12 ettari e 50, 4 pezzi di terra chiamati sortes, che venivano estratti a sorte dal cappello e assegnati a veneti di diritto e a soldati romani che si fermavano qui a vivere e che poi fecero dei nostri territori le più grandi distese di coltivazioni di frutta e vino già ai tempi di Roma. Quei vigneti che vedevo tanti adesso, ma sa che tempo che aveva tutto da studiare, dopo il Medioevo ha avuto un abbandono, ecco perché gli appaiono poi i benedettini a ribonificare, c'è stato un abbandono di questi nostri territori, anche perché le acque, tempo già di Longobardi, avevano creato disfunzioni, qualcosa di enorme. Ecco, pensate la terra di questa abbazia. Se noi andiamo sempre a vedere queste, andiamo l'abbazia di Sant'Andrea, che ha sempre il 1017, e sotto che c'è i Cavalieri di Malta, vedete, nel territorio di Ormelle avevano un'estensione di 1865 ettari di campi trevigiani, 1000 ettari di terra. Già ci fa impressione a volte quando diciamo Catron, 500 ettari di terra, pensate, è l'estensione territoriale a campagna più estesa d'Italia in pianura, la Catron. Non è, le altre sono tutte frazionate, questa è rimasta abbastanza intera e sono 500 ettari. Queste qua superavano queste superfici. Ecco, curiosità delle curiosità, Elisabetta Cornaro Foscarini era una signora che viveva qui vicino a noi. Quando andiamo in quel del Borgo del Monticano, che c'è Cornaro Foscarini che ci richiama, lei era, i Foscarini erano i veri depositari e loro a quel tempo avevano 2040 perché 2088 campi trevigiani, cioè 1000 ettari di terra. Partiva dall'argine del Monticano, dove attualmente c'è la villa, e arrivava fino a Rechsteiner con tutta l'entrata alle porte di Sagarena. C'era bei tocchi di terra. Quindi per rendervi conto cosa del tempo è variato, questi dati ve li porto per rendervi conto di questa nostra
dentro, stiamo parlando proprio della presenza della venezianità di cos'era. Elisabetta Cornaro Foscarini ne era proprietaria di questo. Ecco, qui siamo in quel di adesso. Qui c'è una vecchia cartolina che ci fa vedere la facciata del Duomo com'era prima della modifica avvenuta 1924, quando poi è stata un po' tutta la variazione con l'abolizione anche delle cappelle laterali. Ecco, questo qui è il Duomo attuale. Il Duomo di San Giovanni Battista consacrato nel 1536 nella visione come la vediamo. Ecco, qui siamo nel lato del Duomo che dà verso nord. Questo è un lato dove adesso vi farò alcune pietre che ci richiamano la presenza di signori veneziani che furono podestà in questo nostro territorio, che governarono a quel tempo. Qui ce n'è una bella, che la vedete lì, dove ci dice che un certo signore di nome Francisco Trono, pretor vuol dire podestà nella parola latina, litere et religioni dei, cioè era esperto in religioni lettere, rinnovò nel 1467 quello che è il Duomo di Oderzo. Questa è una pietra che si è salvata dalla distruzione di tutte le pietre. Ecco, vi farò vedere poi altre pietre che ci richiamano la presenza veneziana. Le poche che sono rimaste vi spiegherò perché sono rimaste. Ecco, vedete qui c'è lo stemma di Tron e questo è lo stemma di Oderzo. Tutti gli stemmi che vedremo di presenza veneziana esistenti nel nostro comune, nel vostro comune e nel territorio delle podesterie venete, sono qui rimasti questi dove c'è l'abbinamento stemma del patrizio, stemma della comunità. Tutte le altre sono state distrutte. Migliaia e migliaia di queste lapidi sono state distrutte perché nel 1691 un decreto della Repubblica disse: non vogliamo più che la gente dei paesi si indebiti e non amagna per farli a piera agli altri, perché era l'orgoglio era un dovere di ogni comunità alla fine dei 16 mesi del mandato del podestà di fare la lapide per ricordo della sua presenza. Di queste sono rimaste solo quelle abbinate a quelle della comunità. Vedremo poi qui Oderzo quelle che sono rimaste. Se andate a Treviso le troverete, se andate a Motta troverete solo quelle che sono sempre abbinate con lo stemma della comunità. A Castelfranco lo stesso, tanto che questo stemma che vedete, che è di Oderzo, è lo stesso che troviamo a Castelfranco Veneto, che troviamo a Treviso, che troviamo a Oderzo, che troviamo a Motta, perché il comune di Treviso partiva dal Musone e arrivava fino alla Livenza. L'orgoglio dei trevisani era quel famoso motto che avevano il loro stemma: Monti, Musoni, Ponto, Dominorque, Novi, Tarvisium a centro, Tarvisium, io Treviso, Dominorque sarò signora, dai monti al Ponto il mare, dal Musone, che è il fiume che tocca Castelfranco Veneto, quello che bagna il castello, sono acque del Musone. Per occasione delle ultime alluvioni l'avrete sentito citare qualche volta sto benedetto Musone. E Naomis è il Noncello, perché l'orgoglio dei trevisani era arrivare fino a Pordenone. Monti, Musoni, Ponto, Dominorque, Noni si fermano a Livenza. Ecco, gli stemmi che ci sono nei comuni nostri sono tutti uguali. C'è sempre il fondo rosso con la croce argentata e le due stelle argentate. Lo troverete a Castelfranco, lo troverete a Treviso, lo troverete a Oderzo, lo troverete a Motta. E qui c'è uno stemma invece dei Trono. Francisco Trono, questa bisogna che vi racconti perché c'è un cognome che vi chiama la storiera veneziana in Castelfranco. Trono sono una grande famiglia veneziana, ha dato dogi, ha dato personaggi importanti, addirittura nel Settecento un Andrea Tron, personaggio di una cultura enorme, amante di più di una signora veneziana, eravamo nel Settecento veneziano nella gioia di vivere. E questo Francisco Trono, che è chiamato qui, l'abbiamo visto, siamo nel 1467,
Questo che vi racconto, questa storiella, invece siamo già oltre il 1750. Questo Andrea Tron si innamora di una signora veneziana, una Dolfin, che era già sposata con Patrizio Veneto e aveva l'ambizione di diventare doge, però in una Venezia pur libertina, pur del poeta Baffo di Casanova, che permetteva un po' tutto, l'andare che porta via qui era andato Patrizio a tagliare le gambe a questo Andrea che voleva diventare, e aveva tutte le doti per diventare doge. Aveva altri 3 fratelli, uno era andato in Monaco, un altro si era sposato, ma un bambino nato dopo 2 anni gli muore e lui non vuole più sapere niente del mondo. Rimane Francesco Tronco il quarto. Francesco ha 49 anni e gli trovano una ragazza da sposare che ne aveva 17. E questa ragazza era della famiglia Zen o Zeno, Cecilia di nome, e combinano il matrimonio, lui 49, lei 17, ragazza molto bella, vivacissima. Lui, come Patrizio Veneto, anche di famiglia importante, gli viene assegnata determinati incarichi, per esempio è podestà a Brescia, lei lo segue come moglie e lì sta Cecilia, la organizza corse a cavallo, gioca di spada come fosse un uomo, si porta i pantaloni, cosa che a quel tempo c'era qualcosa di indescrivibile poter fare, una signora di una vivacità unica, e la diversità di età è abbastanza rilevante. Lui muore, gli rimane una figlia, Chiara, che poi vedremo questa Chiara cosa fa, e lei vive nella gioia di essere una Tron, proprietaria di un palazzo. Quando fate il Canal Grande siete all'altezza della chiesa di Sant'Eustachio, di fronte avete il casino invernale, subito prima che c'è il fondo di tutti, proprio che c'è anche il palazzo Tron, quindi aveva un palazzo lungo il Canal Grande. Questa signora di una bellezza unica, di una vivacità naturalissima in una Venezia del 1700, pensate che viene invitata a Milano dalla famiglia Serbelloni, e presente c'è l'abate Paini, quello famoso che a scuola incontriamo, che nelle poesie del giorno ci richiama il vivere del tempo. Questo Paini danza con questa signora, il décolleté di questa signora che fa perdere la testa, e questo abate scrive un'ode intitolata Il pericolo, dedicata al seno della signora Tron. Signora Tron, vivacissima, a Venezia la sua, e siamo nella Venezia 700, pensate la Venezia del Goldoni, la Venezia del teatro in pieno sviluppo, del momento italiano di esplosione del teatro, i 9 teatri che sono a disposizione, e questa signora Tron in ogni teatro è proprio al suo palco, che va a vedere le rappresentazioni secondo le date e le presenze. E c'è la visita di un granduca di Russia che viene con la moglie e chiedono alla signora Tron di poter rendere disponibile un palco per accogliere questi ospiti d'onore, e lei lo concede, e non si sa se gratuitamente o anche chiedendo un compenso. Certo che un tentato conquistatore maligno eccetera viene a sapere questo fatto, e sulla Gazzetta del giorno dopo, attraverso l'informazione locale, manda queste 2 righe dicendo: brava la Tron, la vende il palco Piccaro di Amona. In tutta Venezia gira questa voce. Il giorno dopo questa signora risponde: la Trona, la Mona, la Donna. Ecco, per dire cos'erano le signore veneziane in questo periodo. Francesco Tron è negato a questa perché non potevano raccontarla. Pensate che questa signora va avanti in pietà sempre, e altra battuta che si ricorda, che il mondoliere è casata, perché ogni l'autista di famiglia una volta già è gondoliere casata, va a prenderla per portarla all'occasione di un incontro, e si rivolge verso la signora e dice: Censa, che versiera che ha, ma cacco, te sapessi cosa che ne costa. Sempre in questa parlata veneziana del tempo, ed è la figura di questa signora Tron,
che vi viene a richiamare attraverso questo. Dopo di altre signore veneziane racconteremo un po' di storie. Ecco, quindi avete visto, ecco, in Oderzo rimane questo stemma che è difficile poter quantificare. La data è richiamata che c'è una D, però non so a chi darlo, lo trovate sempre sulla torre del Torresine, la faccia che guarda verso, diciamo, la parte del... sì, non dalla parte della piazza, dalla parte di fronte, sono incastonati questi, eccolo qui, c'è anche questo, vedete, 3 stemmi veneziani con le sigle e le date sotto. Ecco, trovate questo che invece è uno stemma classificabile, è della famiglia Loredan. Come giunto, se c'è stato un podestà Loredan qui, se è stato recuperato, è quello che è incastonato sempre su questo lato che guarda, è il gatto re, diciamo ponte, guarda verso sulla facciata di Oderzo. Ecco, infatti vedete lo stemma Loredan, ve lo richiamo qui con la figura di questo bellissimo doge, uno dei più grandi doge di Venezia, fu doge dal 1501 al 1521, in uno dei momenti più difficili della Repubblica Veneta. Solo di questo dovremo tenere una serata intera di conversazione. Ecco, qui siamo in piazza Oderzo e ci sono queste 2 colonne. Queste 2 colonne, piazza Grande, e la stessa di Ambrogio Bargadino. Vedete, questo qui è Ambrogio Bargadino, pretor, cioè sempre podestà ottimo, l'attributo che gli davano. Vedete che si scannavano per fargli tutte queste, come vi ho detto, tutte le altre sole dopo il 1691 furono distrutte. E qui abbiamo lo stemma di questo Ambrogio Bargadino, podestà nel 1556, dove c'è scritto i suoi meriti. Gli Ubitergini a quel tempo gli dedicarono questa stele. È presente perché abbiamo anche lo stemma di Oderzo. Vedete, se voi ci girate attorno trovate lo stemma di Oderzo. Questi qui si sono salvati per questo motivo, perché c'era anche lo stemma della comunità. Sempre in piazza Oderzo abbiamo l'altra stele che è invece sempre stele Bregadin, che è quella del Fed. Eccola qui, ecco, vedete lo stemma della comunità Ubitergina che abbiamo attraverso lo stemma di Oderzo che vi ho illustrato prima. Si sono salvate per questa presenza della duplice, della presenza della comunità. Ecco, questa qui è quella di Pietro Garzoni, podestà del 1583. Sono queste 2 pietre storiche che avete in piazza Oderzo. Adesso che ci passate, date un'occhiata e capirete il perché sono lì e cosa esprimono attraverso questo richiamo, questa presenza veneziana del tempo. Ecco, c'è lo stemma del podestà Garzoni, vedete, e anche qui viene richiamato la sua Garzoni, vedete, sempre pretor, glorie, alla gloria, perché ad ognuno alla fine del mandato veniva dedicato una lapide a questo. Delle lapidi, ecco, questo è lo stemma di Treviso che ne parlai prima, vedete il famoso Monti Musoni, Dominò Noni, e quello che tuttora, quando ricevete una lettera dalla provincia di Treviso, avete presso sopra la testata della carta qui arriva. Ed è la presenza proprio della Banca Trevigiana. Questa è lo stemma di Conigliano, di Castelfranco, lo dicevo prima, vedete è uguale a quello di Oderzo. Attualmente quello di Castelfranco durante la Repubblica Veneta sono stati aggiunti questi 2 leoni, mentre quello di, ecco qua abbiamo Castelfranco Veneto con la torre dell'entrata nella parte del castello, abbiamo il leone marciano. Lo stemma di Castelfranco Veneto che abbiamo qui è lo stemma dei Gradenigo, che a quel tempo furono i procuratori nel sistemare la facciata della torre, che tuttora ha la presenza del leone marciano. Questo lo abbiamo in quelli di Castelfranco. Ecco, lo stemma di Treviso vedete uguale a quello che noi abbiamo tuttora.
non è azzurro il colore di Treviso, argento e dorato. Vedete, a volte le stelle possono avere 8 punte, 9 punte o 6 punte, l'unica differenza che ci può essere. E mentre questa qui, vedete, è Treviso, come abbiamo tuttora, Piazza dei Signori, e qui abbiamo lo stemma di Treviso, vedete, uguale a quello che abbiamo in quello di Castello, in quello di Castelfranco e adesso è Monza. E qui abbiamo Treviso che ha, ecco, pensate che queste facciate, che poi sono state rifatte verso la fine del 1800, inizio del 1900, erano interamente coperte di stemmi di patrizi, di podestà veneziani che lasciavano e ognuno li dedicava. Tuttora, se andate a Treviso, questa è una fotografia vecchia, ne trovate 2 in coppia riprodotti e attaccati proprio su questa parete, sul Palazzo di Trecento. Volete anche una curiosità trevigiana? Guardate, da questa parte ci sono i merti Guelfi e Ghibellini, Guelfi, e da questa parte sono i merti Ghibellini. Questo viene definito uno scherzo da preti. Cosa che vuol dire questo? La facciata dell'attuale Palazzo di Treviso, dove è sede della prefettura, è stato rifatto verso la fine del 1800, inizio del 1900. Era diverso, questo porticato è stato ricreato e ricavato successivamente, era molto più liscio durante il periodo veneziano. Ci sono dei bellissimi quadri di Medoro Covetto, pittore vedutista trevigiano, che ci dà l'esempio della Treviso del 1700. Ecco, 1800 fine, 1900 inizio, 1870 c'è la famosa presa di Porta Pia. E cioè, tra quello che è il mondo cattolico e il mondo civile nasce quel famoso conflitto che viene sanato 59 anni dopo, nel 1929, con la famoso concordato che mette a posto questa tensione. Ecco, dal 1870 al 1829 i cattolici erano stati esclusi dal Papa a partecipare alla vita politica. Quindi, se tu lasci libero lo spazio, c'è chi va a occuparlo, e quindi tradizionalmente le giunte comunali del tempo erano di espressione liberale e massonica. Quando fu deciso di rifare la facciata di Treviso, e anche questi, fu deciso di fare tutti i merli ghibellini, perché erano antipapali. 1944, il fatidico 7 aprile, il bombardamento di Treviso, il palazzo di Trecento viene colpito in pieno e viene scoperchiato e perde tutti i merli. 1952, giunta democristiana, quando viene rifatto, per fare dispetto a quelli di prima, vengono fatti i Guelfi. Quindi è uno scherzo da preti. Vedete a Treviso come si legge anche la storia. Sa che Gero Paolo conta anche questa. Così vedete conto del perché delle cose. Ecco qua. Ecco, qui siamo al stemma di Oderzo, lo vedete? E questo, inquartato di rosso alla croce d'argento, traversante i quarti superiori, 2 stelle a 6 punti dello stesso. È quella dicitura, quella periodale tipico dell'araldica, che ha questa sua espressione. Ecco, questo qui abbiamo la piazza di Oderzo, e questo invece è lo stemma di Monza, vedete più uguale. Quindi il territorio comunale di Treviso durante il periodo medievale si estendeva dal Castelfranco fino alla Livenza, e il sogno era di arrivare fino a Pordenone, e lo stemma ce l'hanno lasciato. Quindi questi stemmi sono del 1100. Volevo chiedere, Sì. la differenza tra le 8 punte e le 6 punte voleva dire qualcosa? Forse No, questo non so, dipende poi nei tempi, cosa secca, addirittura certe volte anche i colori vengono variati in certi comuni. Vi ho precisato quello che a volte c'è la diversità proprio nelle stelle, ma i colori e la forma sono uguali. Ecco, qui vi faccio vedere una vecchia stampa di Monza del 1608, e qui lo devo al vostro concittadino Paolo Boccialta, buon architetto, ha fatto quel bellissimo volume riprendendo presso archivi pubblici e case private diverse immagini di quella che era
il nostro territorio prima, durante il periodo veneziano. E ci sono queste immagini. Questa è un'immagine di Motta che ci fa vedere la Motta, vedete? Oh, aspetta, qui c'è il Monticano, qui c'è la Livenza. Il Monticano confluiva nel centro di Motta, dove attualmente c'è l'Eccellentissimo, dove faccio pubblicità al locale, ma per darvi un punto di riferimento topografico. Lì c'era la confluenza con il Monticano. Questo spazio viene lasciato tutto bianco perché c'era il castello della Motta. Questa qui è quella che è l'attuale piazza di Grani, questo è il ponte della Livenza, questa è la Livenza, questa è la Riviera Scarpa, qua che c'è il Tolesin de Motta e questo è quello che c'è Borgoneato che verso il Viale della Madonna. Mi auguro, se conoscete Motta, un po' orientati vi siete portati, vedete? Ecco, vedete, questa carta fu fatta perché c'era baruffe tra osterie, dove ci sono questi spruzzi, che c'era osterie e probabilmente c'erano ricorsi per rispettare le distanze. Anche ai tempi nasceva questo. E lui ci fa la fotografia di Motta. Una cosa da osservare, quando ce la fa, ci fa tutti i portici sotto. Prima vi ho elencato le podesterie del nostro territorio. Volete conoscere la cittadina che è stata podesteria? La cittadina che ha portici è stata podesteria. Quelle che non hanno portici non sono mai state podesterie. Ciriani a Serravalle li trovate, a Conegliano li trovate, a Oderzo li trovate, a Porto Buffolè li trovate, a Motta li trovate. Se andate dall'altra parte, Asolo li ha, Castelfranco li ha, Noale è rimasto solo per il castello perché poi lì sono state successioni, ma Giamestre ha ancora conservato quello. Era tipico nel riconoscimento delle osterie di avere il passeggio porticato. Questo e altre cose che l'architettura del tempo ci lascia. E qui vedete proprio quello che era il salto della Livenza, qua che c'è il ponte sulla Livenza, qua c'è lì l'attuale di Sarò, e qui c'era un convento di padri francescani che attualmente è occupato da anche sparito, però che c'è un luogo di mescita, un'osteria, un bar che porta il nome del convento in ricordo proprio della presenza di quel convento. Erano francescani conventuali, questi che erano qui, che furono sciolti prima dell'avvento di Venezia, furono assorbiti dalla Repubblica Veneta. Erano anche buoni proprietari terrieri perché la terra dove attualmente andando verso None, che c'è quell'estesa di vigneti, era proprietà dei monaci, dei frati del qua. Ecco, qua siamo nel Duomo di Motta, ecco vi faccio vedere qual è lo stemma di Motta che ci è stato lasciato. Vedete, sempre è il più vecchio che abbiamo a Motta. I colori sono rimasti integri dietro la chiesa, il rosso o l'argentato. E dall'altra parte c'è lo stemma del podestà Dolfin, siamo 1539, vedete la data sotto, quando viene inaugurato il soffitto del Duomo di Motta. E quindi il podestà del tempo ha l'onore di mettere lo stemma, di metterci la sua data, vedete Vincentius Delfini, instauravit, e lo stemma di Motta abbinato. Ecco, qui siamo nel municipio di Oderzo. Dentro la sala municipale da basso vi elenco queste pietre. Sono state fortunatamente salvate, forse asportate, buttate dentro in qualche canale, buttate dentro nel Gattoè, eccetera, pescate come, e sono lapidi che si trovano al piano terra del municipio di Oderzo. Quelle che vedete lì sono lapidi di podestà. E vedete, questa qui, municipio lapidi di Pietro Manolesso, ci dà il nome ed è di ringraziamento all'opera, a quello che ha dato il podestà Pietro Manolesso, vedete, insignis gli viene dato anche questo attributo, personaggio insigne. Ecco perché queste chissà come ci sono salvate e recuperate in qualche luogo, in qualche forma. Siamo sempre dentro il municipio di Oderzo, questo di Elvise Menotti,
siamo nel 1590, andando sotto le trovate, Andrea Bembo 1610, sono quelle che sono state recuperate con l'amico Maurizio, c'è stata fatto la fotografia, quindi Paolo Balbi, vedete, cognome veneziano, 1591, sono le poche rimaste, come dico, non abbinate a quello che era lo stemma della comunità opitergina. Marco Grioni, questo qui ce lo ricorda qui, e questa qui, anche se a brasa, può essere sicuramente attribuita a un doge della famiglia Moro, perché questo è lo stemma dei Moro, perché vedete ci sono le 3 more di sopra. Alcuni stemmi sono parlanti, cioè se la ruota di mulino è da mulino, se c'è la scala che sale il gradenigo e via di seguito, che se certi se c'è delfini, che c'è delfini. E questo qui Moro probabilmente, e vedete questo però ha l'abbinamento anche con quello che è della comunità. Ecco, in quel diverso poi i palazzi che sono rimasti, questo ve lo porto come esempio, ed è il palazzo Foscolo, chiamato così, che ricordiamoci bene, prima di essere Foscolo era Contarini. La famiglia Contarini è stata una delle più grandi famiglie veneziane. Dei 120 dogi ha dato 8 dogi, e quella che ha dato più dogi di tutto. Famiglia potentissima, ricchissima. Pensate che andando verso la zona Ferrara-Rovigo troviamo attualmente una cittadina di nome Contarina. Non vi luoghi del nostro territorio, per esempio a Motta, l'asse principale è via Contarina, di quello che è la strada. Questa famiglia aveva veramente potere, molte proprietà terriere, prima ne ho accennata una, quella della Cornaro Foscarini, ma pensate cosa avevano queste famiglie di proprietà terriere. I contadini avevano molte terre terriere, ed era questo il loro palazzo che aveva quella bellissima fontana a cui facevano parte quei famosi cavalli che poi venduti sono finiti a ornare il corso principale di Conegliano, quando noi vediamo e provengono qui dal palazzo Foscolo di Treviso, di Oderzo. Ecco, qui abbiamo questa bellissima quadrifora, attualmente palazzo pubblico, sede di raccolta d'opere d'arte, eccetera, eccetera. Ecco, nel territorio, sempre di Opitergino, dovuto veramente all'architetto Boccialta, abbiamo questa serie di piante vedute della chiesa di San Martino. San Martino era la chiesa che occupava lo spazio dove c'era la cantina sociale, di fronte che si vede a Portolussi, non so se ancora loro. Ecco, lì c'era questo convento. Era uno dei punti più alti di Oderzo, Se voi fate, lì salite abbastanza in quella che è l'Oderzo, che emergeva dalle piene del Monticano. Ecco, questo era il convento dei monaci di San Martino. Ed era, vedete, era uno dei vari conventi che poi sono spariti. Qui abbiamo la pianta, vedete, con tutto il chiostro, la chiesa, e la veduta del monastero di San Martino, vedete, attraverso quella che era l'estensione in pianta e quella che è la proiezione in altezza. Erano monaci camaldolesi, era un ordine. Qui abbiamo il loro stemma. Ecco, qui abbiamo invece lo stemma della famiglia Mocenigo, che era a quel tempo era vescovo in quel di Ceneda, e venne per certificare la documentazione relativamente a questa villa. Che siamo, dove siamo qua a Piavon. Ecco, questa è la proprietà di quello. Eccolo qua, la proprietà di quello che era il territorio ecco, questa è la Maddalena di Oderzo. Attualmente chiesa che esiste, vedete, il campanile, scusate, questa è la via.
Qua adesso abbiamo il Palazzo Foscolo, questa qua è la chiesa, questo qua è il campanile e poi questa è la strada che va, questa qua è l'altra viuzza che porta verso l'ospedale. Orientate un po', sì. Ecco, vedete, sono particolari Ecco, questo è sempre lo stemma della Maddalena, vedete, che aveva il simbolo proprio con Santa Maria Maddalena attraverso quello che era proprio il cavastico del tempo. Ecco, invece questo è il convento dei Cappuccini lungo la strada che porta verso Brandolini. Cos'è via principale questa? Che dopo che c'è la Villa Stefanelli, se voi guardate tuttora, c'è la chiesa dentro che voi vedete in villa figurata. Ecco, bravissima. Dove c'era Marco Daviano? Esatto, questa vedete la pianta, la chiesa, il convento, e questa è proprio la cosa dei Cappuccini. Ed è però qui ospite questo grande frate Marco Daviano. Marco Daviano, che voi sapete è l'inventore della prima colazione italiana. 1683 il sultano decide di andare a Vienna per occuparla e poi scendere a Roma per portare i cavalli a pascolare in San Pietro. Fa l'armata e salgono e assedia Vienna. Assedia Vienna, l'assedio dura e i viennesi riescono a resistere, al che poi Marco Daviano, questo cappuccino, parte da verso a piedi e percorre mezza Europa per convincere i regnanti d'Europa a partecipare alla difesa di quella che era la cristianità. E Regé, un predicatore ferventissimo e grandioso, una capacità di dialettica, di poter anche conquistare la gente, al che riesce a convincere almeno Giovanni Sobieski, re di Polonia, a venire con le sue famose cavalieri alati che vengono giù e nel mese di settembre, siamo tra l'8 e il 12, c'è lo scontro alle porte di Vienna tra queste truppe che vengono dalla Polonia e le truppe turche che sono accampate ai piedi di Vienna. I turchi vedono avanzare questi cavalli che avevano sulle spalle delle ali fatte con penne di cigno, di oca, e quando correvano le muovevano e loro credevano che fossero qualcosa di fantasma. Rompono il fronte e c'è la rottura dell'assedio di Vienna. Da lì inizia il ritiro dei turchi e c'è la vittoria proprio dell'assedio di Vienna. Durante questo periodo di assedio un ragazzotto viennese dai 12 ai 14 anni, preso come ragazzo, frequentava tanto Vienna entro le mura quanto il campo turco e si era accorto che i turchi cuocevano determinate sementi e queste sementi erano sementi del caffè. Una volta tostato lo macinavano e creavano la loro bevanda, chiamiamola nazionale, tipica del mondo islamico. Poi quando i turchi si ritirano abbandonano le loro tende e anche questi sacchi, e gli assediati viennesi non sanno cosa fare di queste sementi, non le conoscono e dicono al ragazzo: tientele tu, va che sai. Lui prende, le porta a Vienna, le tosta e crea la prima caffetteria viennese. Marco Daviano, il trionfo eccetera, viene osannato, vedi, e un giorno viene invitato a bere il caffè presso la caffetteria di questo giovanotto. Lui lo prepara, glielo dà, Marco Daviano lo mette in bocca. A quel tempo zucchero non c'era, miele, non sapevano di doverlo aggiungere, lo sente amaro, storce a bocca e dice: dammi un fiato di latte. Vanno a prendere una piccola contenitore di latte, nel caffè aggiunge il latte e il nero del caffè prende il colore della veste del frate, che è il colore del cappuccino, e nasce il cappuccino in questa forma qui. Questo è Arrigo Petacco che ce la riporta nelle sue storie dell'assedio di Vienna. Contemporaneamente i cuochi viennesi
i fornai viennesi avanzano della farina che rimane disponibile mentre prima facevano le stritezze eccetera, e con questa farina fanno un determinato dolce che prende il nome di croissant, luna crescente. Era il simbolo dell'Islam, che veniva mangiato come veniva mangiato la luna crescente dell'Islam. Croissant, cornetto e cappuccino diventa la colazione nostra di tutte le mattine che abbiamo. Vedete come nasce la dieta che nasce anche questo. Ecco, qui invece siamo a quella che è attualmente Villa Revedì, vedete, che è quella della Foscarini con le barchesse. Questa è la villa, qua che siamo a Borgo Monticano, ed è sempre una bella immagine di quella come si presentava la CA che era Morosini, che poi diventa, che di qui c'è la Foscarini, vedete, che attualmente qui abbiamo adesso quello che è la strada, e quella che era quella vecchia, vedete, ed è un'immagine sempre del tempo. Ecco, e qui siamo in quel di Porto Buffolè. In quel di Porto Buffolè, e qui finisce un po' la mia storia. Ecco, parliamo un po' invece anche del diritto veneziano, che è chiamato nel vostro documento. Voi sapete che Venezia aveva la fissazione della giustizia del diritto. Se voi andate a Venezia e camminate in piazza San Marco, troverete sì il leone raffigurato, ma la statua più raffigurata è la statua della giustizia, la donna seduta con la baiazza in mano e la spada in mano. Se guardate i campanili, nella parte più alta, da una facciata vedete il leone, dall'altra facciata c'è la giustizia. Se camminate lungo quelle che sono del Foscari, che ha fatto le famose logge, troverete più di una giustizia raffigurata. Se addirittura entrate e vi fermate nella porta della carta, che è la porta di uscita quando si fa la visita, e quella in parte del Palazzo Ducale, troverete bellissima la raffigurazione sopra la giustizia sotto San Marco, sopra la giustizia sotto San Marco, e poi tutto quanto fino ad arrivare ad oggi inginocchiato di fronte al leone. Quella è la famosa porta della carta. L'entrata al Palazzo Ducale aveva 3 porte: porta della carta, porta del frumento, che è quella che si entra per andare alle biglietterie. La terza era la porta che si faceva facendo il ponte della Paglia, si passava dentro quello che è il Rio del Parasso e si andava nei cavani a mettere la gondola per andare alle sedute del Palazzo Ducale. Quindi 3 porte. Venezia era tipica avere, e tutte le cittadine venete riprendono le 3 porte. Quando viene rifatta le mura di Treviso, Treviso ha 3 porte di entrata: porta San Tommaso, porta San Nicolate e porta Tinia. Si rifà sempre l'idea di Venezia in questa sua costruzione. A nord non esisteva strada porta di entrata, dopo sono stati fatti gli altri guardi, le altre cose. Ecco, nella giustizia veneziana era la base di Venezia. Venezia era la figura dappertutto, tanto che rimanendo alla porta della carta, proprio dove vi dicevo usciti, qui c'è la piazzetta, alle spalle avete il campanile, troverete un complesso statuario che raffigura la giustizia di Salomone, dove viene raffigurato quel famoso scritto biblico della giustizia di Salomone. Salomone è il re per giustizia, ma è giustizia anche perché, non avendo fondamenta, attraverso l'ingegno, l'intuizione, il capire, dà una sentenza che è giusta. Voi sapete che viene raffigurata 2 madri prostitute, hanno 2 figli contemporaneamente, 2 stanno dormendo, una, il bambino muore, a quella che muore va a rubare il bambino alla madre che lo aveva vivo e lo sostituisce col suo. Alla mattina questa si vede, si accorge che è stato sostituito, corre e chiede giustizia al re Salomone. Ve la faccio breve. Il re Salomone li accoglie, dice: va bene, facciamo giustizia, chiama un soldato, dice: soldato, prendi la spada,
taglia il bambino a metà, mezzo lo dai a uno, mezzo lo dai all'altra. La madre vera dice no, non coparlo, daglielo pure a Eva. E lui capisce attraverso il comportamento di questa donna qual è la vera madre delle due, perché la madre che pur lo rifiuta pur di mantenere vivo il figlio. Questa è la giustizia di Salomone. Venezia, oltre che avere che leggi, avere regolamenti, avere rinnovi, aveva la capacità di giudicare attraverso anche una sentenza non scritta, una sentenza di primo acchito data con giustizia. E questo nel territorio veneto ne era sentito, tanto che la lunghezza della Repubblica è dovuta proprio a questa capacità di fare giustizia. E la giustizia veneziana, il diritto veneziano ne era una delle grandi basi. E come dico, noi andando a Venezia, più che il Leone di San Marco, che troveremo rappresentato in tutto il territorio di dominio di Venezia, ma a Venezia, entro il cuore di Venezia, troveremo rappresentata in Palazzo Ducale anche molto più spesso la giustizia come Venezia che il Leone veramente proprio di San Marco, attraverso questo. E la giustizia e il diritto veneziano si estendevano, qui un accenno viene dato proprio alla tutela delle donne. Ecco, sappiamo che il Medioevo è stato ingrato verso la componente femminile, qui siete in maggioranza assoluta. A quei tempi lì era qualcosa di tremendo. Venezia ebbe invece una certa apertura in diversità di quello che era tutto il mondo del tempo. Permetteva alle donne addirittura di partecipare anche a operazioni commerciali. Un contratto commerciale, si chiamava commenda, faceva sì che le donne partecipassero col proprio risparmio a determinate, operazioni commerciali. Donne che potevano, per richiesta non solo patrizie ma anche di borghesia, davano il contributo e con la commenda partecipavano al rischio e automaticamente alla divisione dell'utile quando veniva la divisione di quello che ricavavano. Ogni affare veniva stabilito attraverso questa commenda, che poi si sviluppò in compagnia, che fu la madre di quella che è la società per azioni. Quella che qui pensiamo di aver inventato, Venezia l'aveva già scoperta. Cioè ognuno dava una quota e in base alla quota data sopportava i rischi e anche gli utili dell'impegno che dava in quel commercio. Cosa che in società agrarie questo non avveniva perché è legata alla terra. Qui c'era il commercio che permetteva questo e alle donne veniva data questa apertura. Addirittura determinate aperture per determinate attività imprenditoriali, pensiamo nella tessitura, nella lavorazione di merletti e di vetri, in quello che era, pensate Venezia, adesso noi, la gestione di quello che era quell'artigianato di gioielleria, anche minuta, anche in vetro, che Venezia aveva sviluppato. Pensate una ragazza veneziana che poteva vivere con l'introito di fare la impilapelle. L'impilapelle era questa ragazza che infilava attraverso un ago il filo quello che poi era il termine di impilapella, ma anche gioiello composto e tutto quello che c'era. Quindi c'era già qualcosa, era società commerciale, quindi permetteva di fare questo. Anche se la donna, anche se non accedeva a cariche pubbliche, aveva addirittura poi la responsabilità della famiglia, e anche le popolane avevano determinati diritti da poter esprimere attraverso giornate di festa, di gioia o di raduno. Tanto che qui a Pegnati abbiamo Cassa Peotta, deriva dal termine la Peotta è una barca veneziana. Tradizionalmente i veneziani, i signori, alcuni giorni all'anno la dedicavano risalendo i fiumi del nostro territorio, pensiamo al Brenta, e festeggiavano lungo le ville. Ecco, queste famiglie, queste donne si autotassavano per pagare la peotta per fare 1 o 2 giorni di festa andando a festeggiare lungo le rive delle Barene attraverso questo. E c'era la Cassa Peotta, che neanche adesso la intendevo sotto un altro significato come contribuzione, ma proprio per pagare la peotta come banca. Ecco, c'era data una certa libertà.
e la tutela veniva data alle donne e avevano una certa libertà, come vi ho citato prima nel Settecento, ho parlato della Tron come signora, ma pensiamo all'attività veneziana. Se provarie in questo campo dilungarci e la libertà anche di accesso ai piaceri sessuali che Venezia dava a diversità di altre città d'Italia e d'Europa del tempo. Pensiamo a una città di gente marinara che veniva e aveva del rapporto, tanto che il Marin Saludo, attraverso le sue memorie nel 1500 qualcosa, ci scrive che le battitrici libere a Venezia erano circa 11.652. Ci dà un numero talmente preciso su 150.100 abitanti e c'era abbastanza numerose. D'altra parte venivano incentivate anche perché l'omosessualità, vivendo in barca uomo con uomo, era molto diffusa. Tanto che in dietro Veneto, a chi che si dedito all'altro sesso, che diciamo è un regione. Perché regione? Perché chi andava su una galera e saliva a bordo mettendosi un orecchino e dice qui sono qua per darvi il piacere. Da regime deve diventare regione. Quindi questo viene preso attraverso tutta la storia veneziana. Vi siete raccontati delle queste tante le belle. Arriviamo alla nostra porta Buffet, perché se anche allora quasi entrare a casa. Qui abbiamo questa bellissima entrata a Porta Friuli e siamo alla fine della Repubblica. Beh, questo qua lo conoscete, è il corso della Livezza, il ponte di Porto Buffolè, e sopra Porto come mi era preso tutto? Ecco. Abbiamo questo bellissimo leone marciano che è l'unico al mondo che è diverso da tutti. Perché? Perché in questo libro, invece di avere scritto passi che parte l'Evangelista Meus, ha scritto diritti e doveri dell'uomo del cittadino. È un leone giacobino. È un leone della rivoluzione francese. E l'hanno mantenuto per quello. Ce n'era anche uno qui a verso, perché a memoria mia, quando il museo era qui vicino, esisteva un leone con la scritta lo stesso diritti e doveri dell'uomo cittadino. Non so chi che la rubato o cosa ne andava a finire. Mi tocca dire così perché non capisco perché si è sbagliato. Sono degli esempi unici, Questo è l'unico, vedete, proprio diritto dell'uomo cittadino. Ed è un leone giacobino. È l'unico che esiste ufficialmente. Quando entrate a Porto Buffolè, alzate la testa e troverete questo. È giacobino perché porta il nome, solo francese, giacobini, diciamo, la leva prima che sollevò il popolo proprio attraverso questo. Ecco, con questo arrivo quasi alla fine e richiamo a Porto Buffolè, che nasce anche il 2 agosto a festa di Opri. E qui non scordo, il nostro cittadino Ulderico Bernardi che se la riporta. Cosa succede? Quando giungono i francesi e le campagne cominciano a perdere i lavoranti e i lavoranti vogliono arruolarsi per seguire le truppe francesi. E giovanotti che abbandonano la terra e per la prima volta vengono vestiti in divisa. A quei tempi, se noi pensiamo alle divise, avevano i pantaloni attillati e l'ordinanza napoleonica diceva che quando vi metterete schierati, le dés, cioè i due testicoli, le va a gauche sarebbe a sinistra, droit a destra, gauche a sinistra, le dés a gauche le deve andare a 2 agosto festa di oggi. Vi lascio con questo e così io potrei. Un grande applauso al professor, al dottor Marini. Sì. Adesso non spazio alle domande. Anche perché farei un grande applauso di nuovo al dottor Marini, in quanto, nonostante sia acciaccato, perché qualche giorno fa un piccolo incidente quando sarà 8 piani di no, niente con la macchinetta che avevo una vece uno, facendo una curva sono andato a sbattere sopra un divisore e dopo sono andato a finire in un fosso col muro che sono prestato un ginocchio, per cui io sono anche a settare e vedevo in mezzo a tutta.
non potevo mancare per voi. Grazie. Sono io 86 anni. Cominciamo con le domande. Sì, certo. Sentiamo Cavaliere Giuliano. Non abbiamo mai sentito parlare di due famiglie abbastanza importanti, due famiglie patrizie e nobili veneziane che si sono insediate qua in zona. Mi riferisco in particolare alla famiglia Marcello e alla famiglia Zeno. Sai, dici qualcosa? Grazie. Sicuramente. E della Marcella, ecco, prima di tutto della famiglia Zeno, ricordiamoci che nel territorio del Cesaldo era proprietaria di una delle 3 ville venete che erano state costruite nel nostro territorio trevigiano. Delle ville di Palladio, scusate, volevo dire ville palladiane, delle ville palladiane noi in provincia di Treviso ne abbiamo 3. Una è alle porte di Castelfranco Veneto, e quella di Fazzolo dove c'è il campanilista, l'altro l'abbiamo in quel di Maser, una bellissima villa, la terza è questa che avevamo qui nel territorio di Oderzo, di Cesaldo, e la famiglia Zeno era una delle più importanti. Quella signora prima, che citai la trona, era Zeno di origine, quindi pensate alla studiatezza e alla grandezza di questa signora. La famiglia Zeno era proprietaria terriera di un bel pezzo di terra nel territorio dell'attuale Sant'Anastasio, fin quasi a Ceggia, ed ebbe anche personaggi importanti nella storia di Venezia. La famiglia Marcello, che poi si abbinò con Del Maino, ma già questo nell'Ottocento, era proprietaria di quella bella villa che abbiamo nel territorio di Fontanelle. Quindi pensate, già quel prato che è di fronte, 2 anni fa mi sono fermato perché c'era un gregge che lo aveva occupato completamente, mi sono fermato perché c'era un prato di pecore che comprava un prato di fronte alla villa, sapevo che era qualcosa di grandioso. Ecco, pensate, queste grandi famiglie, prima vi accennai, parlando della Zen, di una sua figlia di nome Chiara. La Chiara Zen, figlia della famosa Cecilia, sposò un Donà delle Rose. Gli Zen erano proprietari di quella che attualmente, andando verso Santa Lucia di Piave Marino, dove siete a Borgo Malanotte, se prendete la strada che va a Conegliano, troverete, ecco, lì è sepolto l'unico doge di Venezia che è sepolto fuori Venezia. Perché è una curiosità anche questa. La Chiara Tron, la figlia di questa Tron, che sposò Donà delle Rose, proprietari di quella villa Donà delle Rose, inizialmente Tron, perché poi come ereditaria lo portò e purtroppo le femmine perdevano, gli rimaneva il diritto di eredità, però il nome lo perdevano nell'intestazione della villa. Quando nel 1811 fu abbattuta la chiesa di Servi di Maria, lei recuperò il corpo di questo doge loro antecedente e lo portò qui in quel nostro del Trevigiano ed è sepolto nel territorio di Marino di Piave. Ecco, curiosità anche delle famiglie, e quella è un Donà delle Rose, altra grande famiglia, come Zeno era sempre l'appartenente a questa famiglia. Ecco, altre curiosità? Vediamo signore Anna. Una piccola curiosità, se c'è qualcosa di vero nella leggenda che circola che gli Stati Uniti d'America abbiano attinto alla Repubblica Veneta per la creazione della loro carta costituzionale e del loro Stato confederale. Le darò già senso e consenso e le spiego. Infatti, se noi precisazione che non so con voi l'ho fatta, ma in altre occasioni presso altri discorsi l'ho fatta, probabilmente qua attraverso il chiacchierare mi è sfuggita. Giustamente pensate, gli Stati Uniti quando stilarono la loro Costituzione
presero alcuni spunti dalla Costituzione veneziana, l'eleggibilità delle cariche, per esempio, alcuni principi che davano questa non presenza invadente di un potere assoluto che invece veniva distribuito, pur essendo società oligarchica, cioè di pochi. Vi ho parlato attraverso la serata Maggior Consiglio 1297, si chiude dalle 1400 alle 2400 persone, però chiede la partecipazione del popolo e dà questi, non solo, quando Venezia addirittura occupa i nostri territori, consente che alcune regolamentazioni tipiche di ogni luogo vengano inserite nel diritto veneziano. Cioè, se Oderzo aveva determinate privilegi, determinate istituzioni previste, venivano accettate da Venezia. E questo era tipico proprio della libertà che dava Venezia. Tanto che questa libertà era talmente conosciuta che un altro episodio viene raccontato quando fece la famosa guerra di Cambrai, la guerra del 1508-1517, il famoso Doge Loredan che vi dicevo, il nostro territorio viene occupato e il vescovo di Verona, vescovo conte di origine austriaca, gli portano di fronte un contadino veneto che era stato fatto prigioniero e lui chiede al contadino veneto di abiurare Venezia e di abbracciare le leggi, i regolamenti e le leggi dell'impero asburgico. Il contadino risponde: sono nato marchesco e voglio morire marchesco. Viene impiccato e si fa impiccare. Perché, pensate, tanto che era presente a questo atto il grande Niccolò Machiavelli, il quale lo riporta nei suoi annali e dice: quando una repubblica ha un cittadino che muore così per lei, non finirà mai. Questo ce lo dice Niccolò Machiavelli. Ultima domanda, grazie. Io volevo ringraziare perché la mia non è una domanda, volevo ringraziare perché parlare di quelle pietre con gli stemmi di podestà mi ha riportato a un ricordo di quando ero bambina. Io vivevo a Palazzo Toboni Saccomani, per intenderci forse diciamo la casa più bella della città, quella che sta di fronte alla chiesa, giusto? Dove c'è la farmacia sotto. E da bambina giocavo all'interno del carcere. Ogni tanto il carceriere Beppe Vigentini mi cadeva dentro una cella, quindi quelli che vanno al Gelius quelli che entrano al Gelius, se vanno nella saletta che sta sopra il bar e si vede la finestrella dal bar con tutte le fregate, ecco, io venivo chiusa in quella cella insieme al cane che era nel carcere e insieme al figlio del guardiano. Allora, in quella cella, io ricordo da piccola, nelle mura c'erano delle grosse, come si dice, catene, dei cerchioni, come quelli che usi al mercato per attaccare le vacche, degli anelli enormi attaccati al muro. E ho saputo dopo perché i prigionieri venivano legati a questi anelli e non c'erano porte. A volte succedeva che qualcuno si liberava e scappava, quindi in città c'era il terrore, perché non erano ladri di galline, erano assassini nel combinato di colori. Allora mi ricordo che da bambina ho notato che l'architrave di quella finestra riportava una scritta in lingua latina. E dicevo, questa roba, tutte queste lettere così. Col tempo poi sono andata a cercare e ho letto che quella pietra parla del podestà di quel tempo e i cittadini ringraziavano il podestà per averli salvati, perché dopo aver fatto tante richieste a Venezia per pagare delle porte che potessero chiudere queste celle, finalmente costruirono queste enormi porte
di questo spessore con tutti i catenacci. Ecco, e quella pietra è appunto il ringraziamento dello Pietrangini al Podestà per averli salvati. Bene, grazie. Ringraziamo. Allora, intanto grazie, come al solito, eccezionale devo dire, penso che meritino un grande applauso. Allora, noi ci sentiremo con i prossimi appuntamenti che saranno da settembre in poi. Uno degli argomenti sarà quasi sicuramente Casanova, che è il personaggio più conosciuto al mondo di Venezia. Cioè tutti pensano magari Marco Polo o qualche altro, è Casanova il personaggio più famoso di Venezia. E quindi noi vi daremo appuntamento a settembre, fine settembre, e di ottobre ci sarà poi la seconda parte che ci daremo programmare e quindi vi aspettiamo numerosi come stasera. Grazie.